Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano, quinto posto a Singapore e si gode. Direi che può ritenersi soddisfatta la Mercedes. La prima fila in griglia di partenza è loro. Una sessione stupefacente per questa squadra che ha lottato Certo che però sempre le pole a Mercedes hanno rotto il cazzo, però. È ufficiale. Buonasera dal circuito cittadino di Marina Bay, un tracciato entusiasmante, imprevedibile e difficile. Benvenuti al Gran Premio di Singapore. Ma cos'è, una pecora? Oggi c'è Milano Lewis Beh? Hamilton. Boh. La Mercedes ha dominato durante le qualifiche e con il vantaggio della sua Power Unit è difficile immaginare che qualcun altro possa ostacolare Mamma la sua mia, vittoria Gigi Pucci. nella gara di oggi. Quando abbiamo parlato ha detto che questa sarebbe stata una grande opportunità per vincere la gara, ma avrebbe dovuto impegnarsi. Nella corsa può succedere di tutto, quindi bisogna tenere i piedi per terra fino al traguardo. Lewis Hamilton ha descritto l'ultima vittoria come la migliore della sua carriera. Questa stagione la Mercedes è forte, quindi ha a disposizione lo strumento perfetto per ripetere lo straordinario risultato. Sappiamo tutti quanto sia bravo Lewis quando è concentrato sulla gara. Se le cose vanno storte è molto critico con se stesso, però quando tutto fila liscio è quasi imbattibile. Rock and roll ragazzi, Gran Premio di Singapore! E io ho visto però che tanti youtubers hanno problemi con gli speronamenti e con gli incidenti, veramente la IA è aggressiva però è anche stramba. Mamma che sorpasso, signori, this is Cuba. Second place. Mamma come è partito bene il Cuba, c'è solo Gigi, c'è solo Pierpaolo Hamilton. Gigione Hamilton. Dai figli. Dai come, devi tirarla al massimo, devi tirare questo catorcio infernale, devi diventare un catorcio infernale. È un po' lungo qua. Chiaramente sarà difficile. Allora, Rosbiff, rally di Rosbiff. Beh, sarà quasi impossibile tenere 20-15 giri così, però io ci provo, io sono il Cuba può tutto. Devo ancora vincere una gara chiaramente, ma con questo livello di difficoltà è impensabile, fioi. È veramente impensabile per me. Però devo dire che sono contento delle qualifiche, perché ho fatto sempre belle qualifiche. E ho fatto comunque anche una pole position, che non è male. Con questa colatoro rosso, insomma. La miscela grassa mi esalta, la miscela grassa. E qua, forse no, meno male che non mi dà il taglio, per fortuna. Perché ma ci mancherebbe solo di prendere una squalifica, no, qua ho sbagliato proprio. Mi dà fastidio sto stronzo, eccolo qua. Ecco, ciao. Gigi se ne sta andando, è troppo più veloce. Che sbaglio che ho fatto. Meno male. Errore veramente imperdonable. Molto bene. Vai ragazzi. Che tra poco inizia la finestra dei box. Gara di una schifezza inaudita, nel senso, quando siamo primi, Hamilton ai box, tutta uguale, difesa da Raikkonen negli altri, tutta così. Ma ti taglierò molto, penso, Fe, perché proprio Singapore con una macchina lenta non è fattibile. Non è per niente fattibile, eccoci qua. L'ennesimo sorpasso in questa cazzo di rettilineo, con l'ennesimo, eccolo là. Tutto uguale, tutto regola, tutto regola. Basta, adesso Raikkonen se n'è andato, stop. Basta dei box. Le gomme non tengono più. Le gomme non tengono più. Le gomme sono troppo calde, dobbiamo raffreddare. Ma stai zitto, ex di merda. Il porco di Alex. No. Ma non me ne fotte un cazzo. Non mi interessa, ingegnere. Io voglio solo finire la gara. Sì, lo so, Mona.
Carburante magro per andare ai box. E mi sparo un sacco di giri. Sì, vabbè, ciao. Comunque devo dire una cosa, ragazzi, per certi versi mi piaceva di più il 14, nel senso sono rimasto abbastanza deluso di questo gioco, sono sincero, per come erano le mie aspettative sono rimasto deluso. Non posso dire una bugia. Guarda che sto bug dei box che avevano due Ferrari, cioè, boh, insomma. Non lo so, sinceramente, poi ripeto la mancanza della safety car, di poter mettere delle mod di danni così. Sono sincero, sto valutando comunque quante stagioni fare a sto gioco, vedrete anche voi che consiglio, però non sono molto soddisfatto, come cioè, penso che l'avete anche notato comunque, potevano fare molto meglio. Vai che vado, di miscela grassa. Sì, lo so, io ho perso una posizione con i box. Però la Ferrari, l'altra Ferrari di Vettel è andata a puttana e godo. Ma che voglio il podio. Se abbiamo una miscela bella cazzuta, abbiamo tanto carburante. Abbiamo tantissimo carburante. Godo, siamo a metà gara. Ma che dove ho tagliato? Ma stai zitto che ti spacco la nerchia proprio. Sì, ciao. Ecco. Vedi, con le mod miglioravi un po' l'intelligenza artificiale. Sto gioco non la capisco, perché è vero che è più aggressiva ed è un bene. A volte fa errori ed è un bene. Però a volte mi sta sul cazzo. Beh, vediamo. Se facciamo il podio allora il gioco è bellissimo. Se non facciamo il podio il gioco fa schifo. Ufficiale. Dai, spinge cannone. No. Mamma che lotta, che lotta. Fantastic job, fantastic, come fantastic. Dai che se la gara si sta ravvivando un po' ancora, ma dove, dai? Proprio non esiste che mi dai taglio curva. Possiamo arrivare anche ai secondi perché Raikkonen l'erroretto lo può fare. Kimi l'erroretto lo può fare. Spingi sto catorcio. Sto catorcio infernale. Anche con la miscela. Ok, siamo ancora più 3. Dai che ce la possiamo fare, fioi. Dai che ce la dobbiamo fare. No? Mamma mia che rischio. Sto spingendo al massimo per voi, fioi. Ci sto provando. Ma è dura. Bottas è tornato sotto. Mi sto allontanando. Niente a fare. Sto porco. Però il podio non lo voglio perdere. Quindi Bottas, a costo di ammazzarti, io non ti faccio passare. La cosa è abbastanza ufficiale. E qua recupero. Mamma che duello con Kimi. Che duello con Kimi. Sì, lo so, vecchio, cioè, nel senso, avevo solo rincoglionire, però lo... Sì, lo so, tutte cose che so già... Mamma mia, stavo sbagliando io. Ho rischiato di andarmene, di ritirarmi. La giocabilità è tanto migliorato, che per carità un gioco di Formula 1 è tanto importante. Però se non c'è il contorno, pecca secondo me. Cioè se il prossimo anno devo andare... No. Se il prossimo anno devo andare con la Williams, che non ha neanche gli sponsor ufficiali, e non posso metterli lì per le mod, è veramente triste. È abbastanza triste il tutto, perché mi messaggia a quest'ora qualche zoccola chi è. Perfetto. Dai, la super lotta con Kimi. La super lotta con Raikkonen. Buon, benissimo. Devo arrivare alle mie curve.
Con un... vaffanculo. Niente, non riesco a parlare, è troppo impossibile su sta gara. Quando sono gare così tipo Monte Carlo, Singapore, così vicino ai muretti. Questo è il mio punto. Questo è il punto come indiano, dove ho fatto la qualifica, ma in qualifica è diverso. In qualifica è tutto diverso. Lo so, lo so. Lo so, deficientone, lo so. Sto rischiando tutto, si vede, sto proprio rischiando. Il come sta rischiando il tutto e per tutto. Voglio regalarvi un'emozione, cazzo. E taglio curva dove, ma dai. Questa l'ho presa bene. Ti ho fatto il migliore. Oh, ce la fa. No. Cazzo, ero convinto di averlo superato. Mamma mia che lotta. Mamma mia che lotta, raga. Questo è un bel duello con Raikkonen, però questo mi sta gasando, finalmente. Dovremmo essere scesi al 40% del carico di carburante iniziale. Resta il 40% di carburante. Ok. Mi tengo questa miscela chiaramente finché posso. Nessun ritiro comunque. Ma senza modulo sappiamo che i ritiri si contano. C'erano 5 final lap, fermi, abbiamo perso ogni speranza. Dobbiamo stare anche attenti a non perdere il terzo posto da Valtteri Bottas. Difendiamoci con onore. Speriamoci a casa un podio comunque fondamentale. Un podio che non ne sarei mai aspettato perché le qualifiche sono state anche bene. Ma stai zitto, porco. Bottas ci prova. No, adesso no, non perdiamo il podio adesso, per piacere. Anche Vettel sta rompendo i maroni. Vada, Bottas, Vardio. Impressionante, Valtteri. Sì, che mossa di wrestling che ho fatto. E godo. Alla fine ho perso tutto, figlio. Mamma mia, non ce la faccio più. Ti prego, finisci, gara, finisci. Perché voglio andare sul podio a festeggiare. Relax, come relax. C'è una tensione fantasmagorica. Va a vincere Gigi intanto, Gigi le vince tutte praticamente. Per me sto pattinando, Il Cume pattina. Bello il duello Cume versus Kimi, mi è piaciuto tanto però, Ok. E si gode, ragazzi, e si gode. Terzo posto! E terzo podio! Yes! Sì, cazzo. Sì, cazzo. Eccoci qua. Eccoci qua, il Cume torna sul podio. Bello come il sole di notte. Oh, yes. Eccoci qua. Bravi fioi, bravi, tutto il team ha fatto un bel lavoro. Yes! Ci hanno fatto sognare le frecce della Yes! Mercedes-Benz. Di sicuro le La classifica sesto posto. Un bel vantaggio su Massa. Godo da morire, fioi, godo da morire. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!